Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete la qualità del video è cambiata perché mi sono fatto portare dalla Sardegna la mia cara reflex, la Canon, e quindi sono tornato con i miei cari video con la qualità in HD. Oggi ho deciso di fare un video che ho visto in alcuni canali su YouTube ma anche su TikTok, quindi ho detto perché non farlo anche io. E questo video riguarda più o meno gli acquisti più ben fatti del 2022, quindi i soldi meglio spesi del 2022. Quindi intanto buon anno perché siamo già nel 2023, non so come sia potuto accadere. Ho diviso questo video in più sezioni, quindi ci sarà una sezione che riguarda la tecnologia, le scarpe, eccetera eccetera. Possiamo partire sicuramente dalla tecnologia. Ho fatto 3 acquisti che io definisco i migliori di tutto l'anno, e anche gli unici credo, che mi hanno letteralmente svoltato. Il primo fra tutti è un acquisto che ho fatto non pensando troppo, in quanto mi serviva comunque per studiare, quindi ho detto mi serve, perché non farlo, e quindi ho deciso di fare questa pazzia e ho deciso di prendere il computer. Questo è un MacBook Air del 2021 se non sbaglio, e niente, nonostante costi un po' è veramente la svolta, non ha niente a che fare con gli altri computer, è velocissimo, puoi accedere a qualsiasi cosa, è bello anche esteticamente, cioè diciamocelo dai, bellissimo. È una cosa che assolutamente volevo, mi sono iscritto all'università quindi mi serviva un nuovo computer perché non ne avevo, l'iPad stava iniziando a diventare vecchio, il telefono non è fatto per prendere gli appunti e quindi eccolo! Davvero bellissimo, uno degli acquisti più belli che abbia mai fatto. Passiamo adesso al secondo acquisto che ho fatto riguardo la tecnologia, ed è una cosa che state vedendo anche in questo video, ossia il faretto che c'è alle mie spalle, perché qui a Milano ho deciso di non attaccare i LED tutti attorno alla stanza come ce l'avevo nella vecchia stanza in Sardegna, ma ho deciso di comprare questo faretto per fare da sfondo ai miei video. Come vedete adesso ha la luce bianca, però c'è anche un telecomandino che consente di cambiare tutti i colori che voglio, quindi c'è blu, verde, eccetera eccetera, insomma si può mettere un po' di tutti i colori, però nei video sinceramente preferisco che sia bianca, così calda, neutra, semplice. E anche questo top, è un faretto da esterno che ho acquistato su Amazon, se volete vi metto il link anche nell'info box così potete trovarlo, e essendo da esterno fa una luce molto molto potente che io adoro veramente, e ritengo che anche questo sia stato un ottimo acquisto. Passando all'ultimo acquisto tecnologico, che in realtà non è tecnologico ma è un supporto per una cosa tecnologica, sto parlando di un treppiede che in realtà non ho comprato io ma mi è stato regalato in questo Natale, quindi non è stato un acquisto, però comunque sono comunque soldi spesi bene, e per questo ho deciso di inserirlo all'interno di questo video. Sto parlando di questo, che è un treppiede per il telefono che vi ho mostrato anche nel precedente video che riguardo ai regali di Natale. È veramente la svolta, perché cioè lui si chiude così semplicemente, piccolissimo, poi lo apri, lo fissi come vuoi, poi questo si apre, diventa un treppiede che puoi ottenere così semplicemente, oppure lo allunghi e diventa lunghissimo, alto quanto la persona, che puoi portare letteralmente ovunque, lo metti in borsa, lo metti nello zaino. È utilissimo per chi fa content creation, per chi ama fare video, foto, anche perché come vedete qui c'è un piccolo telecomandino che si può staccare, e attraverso questo puoi fare le foto da remoto, cioè non da remoto, a distanza comunque, quindi cioè, tu lo metti dove vuoi, attacchi questo qua, colleghi questo qua al telefono con il Bluetooth e fai le foto anche a distanza, quindi veramente la svolta, comodissimo, e ringrazio il mio caro Federico per avermelo regalato. Anche questo penso sia di Amazon. Adesso passiamo alla seconda categoria di questo video, che è la categoria scarpe. Ho scelto 2 paia di scarpe, una adatta al luogo in cui mi trovo, quindi Milano, perché è molto calda, e l'altra l'ho scelta per la comodità, perché la prima non è comoda rispetto al secondo paio. Il primo paio che ho deciso di mostrarvi sono le Dr. Martens, questo perché sono veramente caldissime, con queste a Milano top veramente, perché qui ovviamente fanno anche meno 2 gradi e con queste sei salvo, tieni i piedi in un forno praticamente. Unica pecca è che sono scomodissime, giuro, io ce li ho da un anno, li uso da un anno e sono veramente scomodissime, non so come la gente possa dire che sono comode, perché veramente non fa a camminarci per più di un'ora, cioè torno con i piedi letteralmente distrutti, però intanto sono belle, sono calde, quindi ce la facciamo andare bene.
cioè della serie che io le metto con tipo 2 paia di calze di quelle spesse così. Il secondo paio che ho scelto sono invece le Converse, queste qua un po' platform diciamo. Queste non sono particolarmente calde perché come potete vedere sono intera, però a differenza delle Dr. Martens sono veramente la scarpa più comoda che io abbia mai comprato. Sono comodissime, sono carine, sono belle, sono poco costose, quindi queste top. Se volete andate veramente a scegliere questo modello perché sono veramente top, bellissime. Un'altra categoria che ho voluto inserire all'interno di questo video riguarda l'affitto, perché sono veramente dei soldi, sono tanti soldi che però ritengo che siano spesi molto bene. Questo perché mi trovo in una casa, in un trilocale con 2 stanze, ci sono vari video sul mio profilo e sul mio canale in cui si vede la casa, ho fatto anche diversi home tour e ritengo che sia una buona spesa perché è veramente una casa bellissima, cioè mi piace veramente tantissimo, è stata ristrutturata da poco, è nuova, è moderna, mi piace veramente tantissimo, quindi ritengo che siano soldi abbastanza ben spesi, soprattutto per la zona in cui è. E quindi sono tanti soldi che però nel 2022 mi hanno fatto comodo, anche perché sennò dovrei vivere sotto un ponte e non mi sembra il caso a Milano. L'ultima categoria che ho voluto inserire all'interno di questo video riguarda i viaggi, perché sono sicuramente i soldi meglio spesi della vita, non solo per il posto che stai andando a vedere, ma comunque per un arricchimento personale, perché stai andando a vedere un posto che non hai mai visto, impari una nuova lingua, tantissime cose nuove, quindi fare i viaggi sono sicuramente le cose che preferisco in assoluto e quest'anno ne ho fatti veramente tanti, ho preso tantissimi aerei, non solo per venire qui a Milano e tornare in Sardegna dove ho la mia famiglia, ma sono stato per esempio a Siviglia con la mia classe per il viaggio di quinta, abbiamo veramente fatto di tutto, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo provato a parlare lo spagnolo dato che abbiamo fatto il linguistico, quindi ci siamo un po' cimentati in questa nuova lingua. Sono stato in crociera e ho visto tantissimi posti in Grecia, Mykonos, Santorini, veramente bellissimo e ritengo che questi soldi siano stati veramente top, veramente non li rivorrei indietro per nessuna ragione al mondo perché sono stati viaggi bellissimi che mi manterrò sempre dentro di me, nei miei pensieri e quindi top. Non so, penso di aver gesticolato un po' tanto in questo video e poi si sente questo rumore che mi urta, non so se si sente nel video perché sennò mi ammazzo, giuro. Siamo arrivati alla conclusione di questo video, spero veramente che vi sia piaciuto. Fatemi sapere anche se volete un'altra puntata di questo video perché ci saranno veramente tantissime altre cose che mi sono dimenticato di dire in questo. Un proposito del 2023 è sicuramente quello di fare molti più contenuti qui su YouTube e di continuare con questo canale che ho veramente da tantissimi anni ma che non ho mai portato avanti veramente come avrei voluto. E niente, quindi vi ricordo di seguirmi anche sugli altri miei social in cui sono sempre attivo. Vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale e di mettere un mi piace se questo video vi è piaciuto. E direi che possiamo salutarci e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!